Benvenuti a tutti, siamo in diretta, è l'ultima puntata dell'anno, sempre su scaritalia.com, il canale di informazione che abbiamo attivato e riattivato da ottobre. È una puntata speciale, una puntata di saluti essenzialmente perché racconterò un po' quelli che sono i numeri di quest'anno e cosa faremo l'anno prossimo per poi rivederci il giorno 11 di gennaio. Questa è, dicevo, l'ultima puntata di quest'anno ed è la puntata numero 100. Abbiamo cominciato il 10 di marzo, era un martedì, e abbiamo continuato fino a tutto maggio per poi riprendere da ottobre fino ad oggi. Sono state 100 puntate, 77.000 visualizzazioni, una media di più di 750 visualizzazioni a puntata, 775 per essere precisi, 105.000 impressioni totali su YouTube e una media di 10.500 per puntata. A tutti voi va davvero il nostro grazie. Giovedì vi presenteremo e racconteremo cosa faremo nel 2021, tutte le novità, ma vi do qualche altro numero. Abbiamo organizzato nel 2020 122 webinar, quasi 5.000 partecipanti, 4.980, una media di 42 partecipanti a webinar. Un totale di 650 aziende e più di 1.000 professionisti che hanno seguito almeno un webinar. È stato per noi un grande sforzo per offrire un servizio che consentisse di accedere a un'informazione aggiornata, utile, affidabile. Tutti i giorni con il TG Lavoro che ci siamo inventati e il martedì, mercoledì e giovedì con i webinar, un appuntamento fisso di un'ora. Abbiamo costruito nuove abitudini per tenerci aggiornati e siamo convinti, perché i numeri lo dicono, che abbiamo fatto un buon lavoro grazie anche al supporto di voi, le segnalazioni, gli spunti, i punti di miglioramento che nel dialogo che si è costruito insieme sono arrivati puntualmente, tutti i giorni, tutte le settimane. A tutti ancora, ripeto, il nostro grazie. Il prossimo giovedì prendetevi 30 minuti dalle 15 alle 15:30, vi racconteremo che cosa abbiamo in mente per il 2021. Intanto segnatevi alcune date. Lunedì 11 gennaio torna il TG Lavoro in una veste aggiornata, abbiamo già fatto molti miglioramenti e poi il martedì 12 gennaio torniamo con i webinar che saranno dedicati sicuramente nella prima settimana a tutte le novità per il lavoro e la previdenza per il 2021 con la legge di stabilità, le conversioni dei decreti ristori. Ci sono tante novità allo studio in questi giorni per il prossimo anno, è in corso di definizione, come sappiamo, la legge di stabilità per il 2021, vi abbiamo dato nel corso degli ultimi webinar tanti aggiornamenti, tanti insight su quelle che sono le previsioni di novità per il 2021. È in via di conversione il pacchetto dei 4 decreti ristori. In sede di conversione saranno inserite alcune altre novità per le imprese e per le partite IVA che hanno subito forti riduzioni di fatturato. In questi giorni, prima della ripresa, vi terremo comunque aggiornati e informati con le nostre newsletter, quindi caricheremo le novità dentro le nostre newsletter. È vero che sono tante, come qualcuno ha detto, ma sono utili, sono una memoria, un reminder utile e in questo periodo le useremo anche per tenervi aggiornati sulle tante novità. Poi c'è il nostro magazine, Laborability, con tante letture interessanti e poi gli ebook gratuiti da scaricare. Per chi come noi è un appassionato dei temi del lavoro, abbiamo chiamato HR Lover, c'è il nostro magazine gratuito Laborability. Abbiamo superato da poco i 17.000 iscritti e vogliamo arrivare a 50.000 iscritti per metà dell'anno prossimo. Novità, storie, approfondimenti,
il lavoro del futuro, il lavoro in pillole e i nostri ebook da scaricare gratuitamente. L'ultimo che abbiamo pubblicato in questi giorni è quello sullo smart working, ma ci sono anche quello sulla busta paga, sulla malattia, sui contratti di ingresso al lavoro ed è in lavorazione l'ebook sui patti di non concorrenza. Offriamo quindi a tutti la possibilità di tenersi aggiornati, di approfondire, di guardare con interesse ai temi del lavoro, raccontando anche tante storie di aziende innovative che hanno fatto cose interessanti che vengono raccontate in un modo semplice, chiaro, immediato, interessante. Il 2021 è l'anno di React, è l'anno del piano di ripartenza o di ripresa. Abbiamo parlato e presentato questo progetto nelle settimane scorse, è il piano che abbiamo studiato per accompagnare persone, professionisti, aziende in questo momento di grande cambiamento. Il tema del lavoro mai come ora e mai come nei prossimi anni sarà al centro delle politiche di sviluppo e dei cambiamenti che interessano le nostre imprese. La situazione di emergenza collegata al Covid ha di fatto accelerato processi che erano già in atto, dando però una spinta enorme che ha costretto tutti, senza distinzione, a prendere consapevolezza della inevitabilità di alcuni cambiamenti. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a ragionare sul cambiamento proponendovi alcune chiavi di lettura e un piano di lavoro, 5 temi, 5 asset per ciascun tema, 100 domande per un self-assessment. Per partire dobbiamo prima sapere dove siamo e dove vogliamo andarci. Dove siamo l'abbiamo misurato come maturità, che cosa abbiamo fatto fino adesso. Dove vogliamo andare invece è importanza, che cosa per noi è importante nel prossimo futuro. Maturità e importanza sono due dei criteri di misurazione. Il terzo è quello della competenza. Quali competenze abbiamo al nostro interno per affrontare i temi importanti e urgenti? React@scaritalia.com è l'indirizzo a cui scrivere se avete voglia di partire insieme a noi. Il Recovery Fund è una grande occasione da non sprecare, se ne parla molto in questi giorni, abbiamo davanti una grande occasione da non sprecare. Il piano di ripresa presentato dal governo per usare i fondi del recovery è una enorme occasione per rilanciare il nostro paese e ricostruirlo su nuove fondamenta che sono rappresentate dai 6 pilastri del piano: la trasformazione digitale, la sostenibilità, l'istruzione e la ricerca, la salute delle persone, l'uguaglianza. 3 le parole del piano: green, healthy e smart. Noi le abbiamo tradotte in altre 3 parole: sostenibilità, star bene e equità, fairness. Ci piace di più che smart, che sta per intelligente. È vero che si parla molto di lavoro intelligente, ma uno dei temi chiave del prossimo futuro è senz'altro l'equità. Noi insieme a voi, al fianco delle persone che hanno a cuore questo paese, noi continueremo a stare dalla parte di chi vuole fare più che parlare e fare bene, dalla parte di quelle imprese, di quelle persone che hanno a cuore questo paese, stupendo e disincantato, che ne ha viste troppe per avere ancora fiducia, ma che in fondo ancora crede che un futuro migliore sia possibile partendo da noi stessi, migliorando noi stessi e tutti insieme le nostre imprese e i nostri territori. Abbiamo scelto quest'anno di chiamarci Work Improvers, We Legal, We Admin, sono le 2 etichette con cui oggi usciamo. Work Improvers, We, sta per miglioratori, vogliamo essere miglioratori del lavoro. Se non partiamo da noi stessi, se non mettiamo in discussione noi stessi, se pensiamo che sempre siano gli altri a dover fare, non cambieremo mai. Vi lasciamo allora con il video di React e a tutti voi vanno i nostri migliori auguri. È stato un anno difficile, abbiamo e stiamo affrontando qualcosa che non avevamo mai visto,
ma dobbiamo guardare in positivo. È stato un anno in cui abbiamo comunque imparato molto. Molti di noi hanno affrontato temi che mai avevano affrontato, noi abbiamo cercato di essere a fianco di tutti per essere il braccio su cui appoggiarci e oggi ci proponiamo comunque come guida, come riferimento. Con questo impegno ci lasciamo, non accontentiamoci di una conoscenza mediocre della realtà. Investiamo il nostro tempo ora per studiare e immaginare il futuro, un futuro migliore al lavoro e trasformiamo il lavoro costruendo un luogo dove vorremmo tornare volentieri. Questo è il motto, lo spirito con cui abbiamo costruito tutto il prossimo 2021 e ne parleremo giovedì dalle 15 alle 15:30. Vi racconterò tutte le novità per il 2021. Vi lascio con il video di React che ogni volta che riguardo da un lato mi emoziono e da un lato mi viene una carica, un'energia veramente importante, senza dimenticare chi ha sofferto, e sono tantissimi, e senza dimenticare tante persone che ci hanno lasciato. A tutti voi il mio grazie e a tutti voi il mio arrivederci da parte di tutta la mia struttura, di tutto il gruppo che guido e rappresento, We Legal, SHR Italia e tutte le etichette che fanno parte del nostro ecosistema. A tutti voi grazie, vi lascio con il video.